è questa città dove tutto è incentrato nel turismo e dunque il rapporto con l'essenza stessa della maschera è diverso. Le persone che si avvicinano a noi hanno la mentalità di quella persona che sta visitando una città come Venezia e se vuole portare un ricordo a casa, magari un ricordo di qualità come può essere una maschera fatta a mano. Io almeno non ho rapporti con dei clienti che abbiano un approccio diverso con la maschera acquisita. Come poteva essere in un'epoca il teatro, come potevano essere, non so, altre attività. Noi abbiamo un rapporto col turista che purtroppo non sono grandi esperti o hanno tanta consapevolezza della storia e della tradizione della maschera.